Non ce l'ha fatta Linda Scattolin, la triatleta di Ponte San Nicolò nel Padovano, rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale sabato scorso in Sudafrica, mentre si stava allenando in bicicletta con una compagna della nazionale italiana. Il cuore di Linda ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. La giovane donna era stata travolta da un autobus mentre si stava allenando con l'altoatesina Edith Nirtfinger, tra i morti nel violento impatto, ai quali si aggiunge ora la quarta vittima, proprio la forte atleta padovana. Nei giorni scorsi era stata sottoposta a un primo delicatissimo intervento chirurgico ed era mantenuta in coma farmacologico. Dopo l'incidente, Linda ed Edith erano state trasportate in elicottero in 2 ospedali con diverse specializzazioni, ricoverate entrambe in terapia intensiva, ma le condizioni più critiche erano apparse subito quelle della ragazza padovana, che aveva riportato diverse fratture anche ad alcune vertebre con importante trauma cranico. I medici hanno temuto subito lesioni a livello cerebrale perché Linda non riusciva a parlare. Dopo il coma farmacologico indotto, il primo intervento per la rimozione di un vasto ematoma alla schiena, in attesa di una seconda operazione al cervello, anche in questo caso per ridurre la pressione provocata da un ematoma, ma il suo cuore non ha retto. Devastata dal dolore per la perdita dell'amica e collega, oltre che dalle ferite, l'altra atleta, che appare però in miglioramento, ha riportato molte fratture, ma il trauma maggiore è ovviamente quello psicologico. L'incidente ha sconvolto il mondo dello sport padovano, che si era subito mobilitato per aiutare le famiglie delle 2 ragazze a sostenere le molte spese, soprattutto mediche. Gianfranco Bardelle, presidente del CONI Veneto, annuncia che nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di ogni evento agonistico in segno di lutto.